Grazie Pierpaolo e un saluto a tutti, alle autorità che sono qui presenti, civili e militari, ai miei colleghi sindaci e amministratori, anche a quelli che non possono essere presenti se non con lo spirito alla giornata di oggi. Io volevo solo dire poche parole. La prima: memoria e impegno vanno a braccetto. Non è solo uno sforzo culturale o di curiosità citare ad esempio i nomi delle vittime. La miglior forma per ricordare una persona, sia un nostro amico che abbiamo perso o un nostro parente, un nostro genitore quando avverrà o per chi è già accaduto, una vittima di mafia, che sia Valeria Solesin, che abbiamo ricordato in piazza San Marco pochi giorni dopo che la sua vita è mancata. Il miglior modo per ricordare le persone è prendere un pezzo della loro vita, qualcosa in cui credevano, e renderlo vivo ogni giorno. Questo è il modo migliore per onorare le persone che ci stanno a cuore. Oggi parliamo di vittime di mafia, innocenti. Alcune di queste hanno perso la vita senza neanche rendersene conto. Abbiamo sentito la storia di una nostra concittadina che era in treno, adempiva una delle cose più belle che può fare un giovane, cioè consegnare la tesi di laurea con tutte le speranze che uno può avere davanti. Inconsapevolmente, in un treno, ha perso la vita. Ci sono persone che invece perdono la vita coscienti che è un rischio che mettono in conto nel momento in cui accettano di fare certi lavori. Io volevo ringraziare in particolare nella giornata di oggi, perché per molti di noi è una giornata di festa, certo per un momento sentito, importante, però questo è anche grazie al lavoro di chi si occupa della nostra sicurezza e che adesso ha gli occhi aperti, le orecchie tese per cercare di capire se sta capitando qualcosa che debba preoccuparci. Provate a mettervi nei panni di chi in questo momento sta lavorando, ed è anche qui in questa bellissima sala, per cui ringrazio il Comune di Venezia della disponibilità, sta lavorando perché noi possiamo vivere serenamente. Vale per questo momento e vale per quando lasceremo questa sala, e vale per tutto il Veneto e tutto il resto d'Europa che in questo momento vive dei tempi particolari. Io anzi vi chiedo la cortesia di esprimere con un applauso un ringraziamento per il loro lavoro. Grazie di cuore. Vengo a conclusione e ricordate le prime parole del responsabile, del procuratore nazionale antimafia. La forza della mafia è nella capacità relazionale, e io aggiungo: la forza dell'antimafia è nella capacità relazionale. Per cui l'impegno da associare alla parola memoria, che viene affidato a voi ragazzi, è duplice. Il primo: dopo questo momento ci sarà un seguito. Siete una sorta di testimoni che dovranno raccontare quello che è avvenuto oggi e quello che sta avvenendo in questo mondo e in questa Italia. E cominciate a farlo con le vostre famiglie, con i vostri amici e con la vostra città. Per questo io ho già dato la disponibilità alla scuola, all'Istituto Alberti, di concordare con loro forme, modi e tempi con cui raccontare quello che è avvenuto, perché dobbiamo far aprire gli occhi, e questo è il primo compito per casa. Il secondo: tanto domani cominciano le vacanze, per cui avete un po' di tempo per pensare. Non trascurate la possibilità, mettetela in conto nella vostra vita, di prendere alcuni anni del vostro futuro e dedicarli ad amministrare la cosa pubblica, perché la politica, i comuni, la città metropolitana, la regione, il Parlamento ha bisogno di voi. Arriviate, possiate arrivare preparati a questo appuntamento, ma non scartatelo a priori.
Ecco, questo è secondo me l'impegno, il modo migliore per ricordare la memoria delle persone che oggi onoreremo. Grazie.